Anche lui lascia Forza Italia, che sparisce così dal Consiglio regionale del Veneto. Massimo Giorgetti, ex AN, aderito a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. L'ufficializzazione durante una conferenza stampa a Palazzo Ferrofini alla presenza dello stesso presidente del movimento. Sicuramente trovo tanti amici, ma la mia è un'adesione a un progetto. Come ho avuto modo anche di dire qualche mese fa pubblicamente sui giornali, la politica italiana, dopo quello che è successo con le ultime elezioni, non ha saputo dare una risposta all'altezza della situazione, e cioè prendere atto di quella che era stata la protesta degli italiani e quindi dare una risposta. Oggi la risposta arriva da Giorgia Meloni, da qualche mese, che pubblicamente è andata oltre a quelli che erano i confini tradizionali per dare una risposta ai bisogni di oggi, e lanciando un grande progetto a cui io aderisco e mi darò da fare anche grazie alla fiducia che ricevo per portarlo avanti, che è quello di costituire un polo di centrodestra con valori che riprendano la nostra italianità a tutti i livelli, e su questo finalmente possiamo parlare agli elettori, alle categorie produttive, con anche una forte identità, cosa che fino ad oggi nessuno, oltre alla Lega, ha fatto. Non avremo più evidentemente il nome di Forza Italia nel gruppo, nei prossimi giorni faremo tutte le carte, tutta la parte amministrativa necessaria, ma di fatto noi continuiamo a sostenere il Presidente Zaia. Se poi qualcuno di quelli che l'ha in qualche modo combattuto vorrà prendere la bandiera di Forza Italia, non è un problema nostro.